Va ora in onda la rassegna stampa. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño, oh, oh, buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño, oh, oh, buscando visa para un sueño. La necesidad, buscando visa, que rabia me da, buscando visa, golpe de poder, buscando visa, ¿qué más puedo hacer? Buscando visa, para naufragar, buscando visa, carne de la mar, buscando visa, la razón de ser, buscando visa para no volver. In realtà a me è sempre piaciuto saper ballare, che per carità, veder ballare è pure bello, ma saper ballare è tutta un'altra cosa. 20 giorni che sono senza la Vespa perché è rotta in officina, guardo Caro Diario e comincio a diventare Nanni Moretti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 11 di giugno dell'anno del Signore 2025. Sono le 7:34 in questo momento, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici, abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto non dimenticate che radiolibertà.net è un giornale online, quindi fesso chi non lo legge perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto sostituendo ancora e videopillole e molto altro, bella gente, molto altro ancora solo per voi.
Le coordinate a cui incrociamo 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe, e vi suggerirei di mandarle perché oggi abbiamo il sottosegretario Alessandro Morelli dalle 9.05 in poi per l'Italia da fare, quindi il telefono, come potete immaginare, non sarà utilizzato, il numero comunque resta sempre quello 0292947222, ma voi puntate più sulle zappe che naturalmente sarà un piacere come sempre accogliervi e leggervi. Voglio salutare il mio pastore di magiche onde che è il nostro Francesco. Buon lavoro anche a te, caro amico e caro collega. E il pezzo con cui abbiamo cominciato è tratto proprio dall'episodio in Vespa di Caro Diario di Nanni Moretti, Juan Luis Guerra, Visa para un sueño, cioè passaporto per un sogno, 1989. Gran pezzo, questo è quello della scena quando lui va a vedere la gente che balla e vede Jennifer Beals che balla, dice quella signora lì è Jennifer Beals? No, questo sembra più Pier Vittorio Scimia. Comunque sì, grandissimo film, Caro Diario, che sa d'estate, sa di tante belle cose. Se potete guardatelo o rivedetelo perché è veramente un bel film, molto godibile e molto estivo. Cominciamo adesso con i temi del giorno. Passato il referendum Gabbato Lo Santo, nel governo è cominciata la maretta sulle tasse e sul fine vita. C'è un botta e risposta a distanza Salvini-Tajani, vi presenterò le loro interviste tra poco. Diamo ora un'occhiata alle agenzie. Ecco qua l'ANSA e Los Angeles, le proteste contro le politiche migratorie degli USA, Trump difende la scelta di aver mandato i soldati. I manifestanti a Los Angeles sono animali e sono pagati da qualcuno. La sindaca impone il coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale. Proteste contro i raid antimigranti a New York e Chicago. Ancora l'intervento a Pechino, la Lagarde da Pechino, col commercio globale diviso in blocchi, danni per tutti. Greta Thunberg è rientrata in Svezia da Israele, siamo stati portati lì illegalmente. A volte vorrei essere Oscar Giannino per cominciare a gridare taci! L'intervento a Roma, muore dopo una liposuzione in uno studio non autorizzato, il medico precedenti per lesioni, poi vedremo chi è questo Lisarraga Picciotti, chirurgo, estetico e ristoratore. Michael Douglas a Taormina, mi scuso per il mio paese, faccio l'attore per Rivalsero solo di seconda generazione. La morte di Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Da Silva, il 23 giugno l'udienza preliminare a Rimini. Andiamo a dare un'occhiata alla BBC che apre ovviamente con il coprifuoco che è iniziato adesso a Los Angeles, e questo succede mentre il governatore californiano attacca Trump per aver infuocato ulteriormente le proteste. Il governatore californiano Gavin Newsom accusa e diciamo così condanna la risposta del governo federale alle proteste contro i raid anti-immigrazione come volutamente provocatori. C'è stata poi la telefonata tra Trump e Xi, ci sarà un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, e il segretario al commercio americano dice che l'accordo risolverà una serie di tensioni, ma soprattutto saranno abolite alcune restrizioni. Invece l'ambasciatore in Israele americano HB suggerisce che i paesi musulmani diano del territorio, cedano volontariamente del territorio per costituire lo Stato palestinese. E qui vedremo l'ipocrisia a che livelli arriverà, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. La BBC ci ricorda anche la strage che è avvenuta ieri in Austria. Ieri sera a Zoom abbiamo avuto Lorella Gerace, responsabile Lega per l'Austria, che ci ha raccontato quanto è accaduto a Graz. Gli austriaci hanno fatto una vigilia, una veglia per piangere le 10 vittime della sparatoria nel liceo di Graz, dove questo ex studente che non si era neanche diplomato è entrato e ha sparato ammazzando 10 persone. Soprattutto terminata la carneficina si è chiuso in bagno e si è sparato egli stesso. Non è un atto di terrorismo, per fortuna, se ci può essere fortuna in un dramma simile, ma a quanto pare è dovuto al fatto che questo
galantuomo, si fa per dire, avesse problemi di natura mentale e fosse stato mobbizzato. Cominciamo adesso con le prime pagine dei quotidiani. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, diplomazia globale, il fatto, il Papa ricorda l'unicità dei suoi ambasciatori, non esiste una rete così universale come la nostra. Leone XIV ai Nunzi, costruite relazioni là dove si fa più fatica, siete sempre con gli ultimi, l'allarme della Banca Mondiale, dazi e debito aumentano il divario con i paesi più poveri. Fotonotizie centropagina, vedete i veicoli blindati, Marine pronti a partire per Los Angeles. A Los Angeles lo sbarco dei Marine, Stati Uniti, la mossa di Trump dopo i disordini per la deportazione dei migranti. Austria, killer suicida, strage a scuola, 10 morti, Lancini, segnali da cogliere. Di spalla, diritti, fine vita, si muove il governo, la Premier ripropone il taglio delle tasse al ceto medio, ma il tesoro frena, resta il nodo del terzo mandato. Meloni sonda la maggioranza su un progetto di legge basato sulle cure palliative, incognita della Lega. Ripensamenti e progetti sulla cittadinanza, divisioni nell'esecutiva a sinistra, 1500 migranti a Lampedusa, nuova ondata di arrivi, sgombero a Ventimiglia e poi continuano a cadere le bombe russe su Kiev. Corriere della Sera, mitico Corrierone, tensioni dopo il referendum, Forza Italia, nuovi criteri, l'idea di alzare a 1 milione le firme necessarie, terzo mandato, maggioranza spaccata, dal fiscal fine vita, Meloni, tasse giù al ceto medio in modo equo, Giorgetti, c'è tempo. L'intervista a Matteo Salvini, Ius Schole, non capisco, una stretta sui social, i referendum hanno fatto chiarezza, dice Salvini. Anche a sinistra la legge italiana va bene com'è, dice. E poi Trump e Leone XIV, nodo IRPEF e terzo mandato. C'è molta carne al fuoco in queste interviste che vi presenteremo. Fotonotizia centropagina, a Graz, il 21enne suicida, si era sentito bullizzato, un biglietto d'addio. Strage a scuola, orrore in Austria, ex studente spara, 10 le vittime. Di spalla a Roma, donna di 46 anni, la liposuzione poi la morte, lo studio medico era senza licenza. Garlasco l'inchiesta, dagli oggetti alle 35 impronte, sfida sui reperti. Il Fatto Quotidiano, terzo mandato, il governo ricorse in Campania, ora cambia idea. Meloni resuscita Zaia, De Luca ed Emiliano, solo Forza Italia contraria. La giravolta di Fratelli d'Italia che vuole una legge per i presidenti eterni e il rinvio delle elezioni regionali per fare in tempo ad approvarla. Vedete nel fotomontaggio Zaia, Emiliano e De Luca che esultano. L'analisi dell'Istituto Cattaneo, i dati sui flussi al referendum smontano la festa del PD, il voto è stato sui quesiti e non sul governo. Il Giornale, archiviato il referendum, Meloni, fase 2, ora giù le tasse. La Premier rilancia, taglio IRPEF al ceto medio, perno del sistema Italia. Bene lo spread, parte la produzione. Stop al diesel al nord e polemica, svolta sul fine vita, il governo prepara una legge. In alto, al via dal 2026, la nuova scuola di Valditara, più latino e poesie a memoria. E sarebbe anche il caso perché il memoricidio è molto praticato in questo paese. Eccola qua, centropagina. Amore, fai presto, io non resisto. Oggi la celebrazione, Milano omaggia il mito Vanoni, laurea in musica alla statale. Ma come ho fatto? Come ho fatto? Domiciliari dopo le polemiche, questa è una notizia veramente assurda. Domiciliari dopo le polemiche, giustizia shock, 94enne in cella per reati fiscali. 94enne in cella per reati fiscali. Va bene, siamo un paese straordinario. Il Tempo, grande titolo anche stamattina, c'è la Meloni con le forbici in mano, l'annuncio della Meloni agli stati generali dei commercialisti. Adesso tocca a voi, taglierò le tasse al ceto medio, spread, auto, industria, 3 buone notizie per il governo, troppe imposte, redditi bassi, giusto aiutare la middle class. Poi c'è questa intervista a Tajani, fisco, subito il taglio dell'IRPEF, fine vita, il suicidio non è un diritto, no al terzo mandato e strapotere. Quindi vedete c'è questo scambio a distanza tra i due vicepresidenti del Consiglio. La polemica verde, colpo di coda del Green Deal, stop alle auto diesel, Salvini va evitato, caso in Toscana, la lettera aperta in favore di Carrai contro epurazioni e odio per Israele.
Il ministro dell'istruzione, Valditara, così cambio la scuola, dalla grammatica all'empatia, le famiglie italiane applaudono. L'italiano ritorna al valore della regola grammaticale, la sintassi, potenziata la scrittura in corsivo, la centralità della storia dell'Occidente, più geografia e poesie a memoria. Era ora che tornassero a fare la scuola. La tragedia di Torrevecchia, l'imposizione fatale per una 48enne, lo studio non aveva l'autorizzazione. Parioli, schianto in minicar, omologata per 2 in 4 a bordo, tutti feriti gravi. Conti pubblici, smentiti i gufi, ora i BTP piacciono pure al Financial Times, e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, flop referendum, tutti contro Elli, Cassese, il quorum non si cambia. Landini pone a questo punto una domanda alla Schlein e le dice: e mo riattaccamo col fascismo. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, rivolte gli USA, pugno duro di Trump, pronto a usare i poteri anti-insurrezionali, chiede all'Europa di fermare l'immigrazione. 9.000 deportati a Guantanamo, anche italiani, fisco e terzo mandato, scontro nel centrodestra. Fotonotizia a centropagina, vedete la veglia di ieri sera in Austria. Austria bullizzato da studente, fa strage nella sua ex scuola. Muore dopo la liposuzione, l'ambulatorio era abusivo, il caso di Roma, la donna deceduta a Roma, il medico con precedenti per lesioni, gestiva anche 2 ristoranti. Torna Stefano Benni, grande scrittore, e il folle ritorno di Stranalandia. Se non l'avete letto, leggetevi Bar Sport del 1976, ritratto di un'Italia che non esiste più, e Bar Sport 2000, che è la sua continuazione, ulteriore feroce ritratto dell'Italia di inizio millennio. La Stampa, notizia d'apertura, la strage del liceo, ex studente di 21 anni spara in una scuola di Graz con una pistola e un fucile e poi si uccide. 11 morti, si sentiva bullizzato. Le radici sconosciute del male, Nicoletta Verna ne scrive a pagina 4, quando le colpe sono degli adulti, Matteo Lancini a pagina 23. Fine vita, il governo ora apre, ma Tajani frena, il suicidio non deve diventare un diritto, scontro sul terzo mandato tra Azzurri e Lega, disegno di legge a luglio in Senato, intervista a Barbera, serve una larga intesa come per l'aborto. Andiamo poi, La Verità. Il chiarissimo risultato politico dei referendum, prima gli italiani, pure a sinistra, il no alle cittadinanze facili per gli stranieri, persino tra chi è andato a votare, mette definitivamente a nudo le assurdità ideologiche di Schlein e compagni, che però non si schiodano e continuano a dare dei razzisti a coloro che sottolineano il problema immigrazione. Di spalla Papa Prevost, udienza a Ruini, Leone intenta a ricucire gli strappi di Bergoglio. Ma che super partes, Carlo Cambi lo scrive, tra gli sconfitti le toghe di magistratura democratica. Ora come si fa a fidarsi di loro? Fotonotizia a centropagina, il presidente della FIGC, disperata caccia un CT, Gravina getta la nazionale nel ridicolo. Torna sull'argomento ancora una volta Francesco Borgonovo, non vogliono capire, ma vescovi e Caritas fanno orecchie da mercante. Il referendum è fallito, il quesito sul dimezzamento dei tempi necessari a ottenere la cittadinanza è fallito doppiamente. Persino una parte degli elettori di sinistra ha votato no. Ma la Conferenza Episcopale Italiana, la Fondazione Migrantes, la Caritas, la fetta di mondo cattolico di provata fede immigrazionista ignora il messaggio. Auguri. La maggioranza scopre che il dogma verde sta per paralizzare tutto il nord, proteste da Gasparri a Romeo, Salvini al lavoro per un emendamento che scongiuri il blocco delle Euro 5 da ottobre. Ma che unione in Europa, c'è il muro bancario, Merz contro Unicredit, il Portogallo respinge gli istituti spagnoli. Infine Libero, anche oggi un grande titolo, regolamento di tonti a sinistra. No, ve lo rileggo. Pigliamo la rincorsa un attimo. Sentite, assaporatelo con me. Regolamento di tonti a sinistra, vogliono abrogare Schlein, geniale. I dati inchiodano la segretaria, perfino tra i Dem 1 su 5 ha votato no alla cittadinanza, nel campo largo scoppia la rissa, i riformisti PD provano a silurare Elli, Conte la bastona, Meloni rilancia sul taglio delle tasse, intendiamo fare di più per il ceto medio.
Fotonotizie a centropagina, l'opposizione bocciata anche in matematica, i manifesti di PD e Alleanza Verdi-Sinistra con numeri inventati e anche nelle interviste, vedete, 13 milioni di sì al referendum sono più voti di quelli di Meloni, un'alternativa alla destra c'è già e presto sarà al governo. Ma io ieri mi sono proclamato imperatore del mondo, per cui non vedo perché non sia credibile la mia pretesa di imperare su tutti voi. Andiamo avanti, l'orrore negato, Greta si rifiuta di vedere i video sul 7 ottobre, delirio a Bologna, a scuola arrivano le esercitazioni per la Palestina, gli elettori illuminati ai plebei, dogma dei progressisti, non li voti, sei volgare. Il costituzionalista Zanon, abbassare il quorum, no, chiedete più firme. Le direttive di Valditare, in classe tornano poesia e memoria, latina e calligrafia, era pure ora. Lo scrittore inglese morto lunedì, pilota, inviato e spia, l'incredibile vita di Forsyth. I papabili Gattuso e De Rossi, da sogno a grana, allenare la nazionale non fa più gola. Forse perché sono dei pipponi, chi lo sa, chi lo sa. Cavolo, lo capisco perfino io che non mi interesso di calcio. Italia Oggi, professionisti al Ministero, in arrivo una nuova direzione generale al Dicastero della Giustizia per migliorare il dialogo con le categorie e sostenere il processo di riforma degli ordinamenti. Castellani, Luis, i referendum sono falliti perché i quesiti non interessavano alla gente. Alessandra Ricciardi ne parla a pagina 5 con questa interessante intervista. Roberto Giardina dalla Germania, pagina 7. In Germania i treni sono un incubo, costano troppo, spesso si rompono e sono in ritardo, tanto che la stampa tedesca dice che il modello da seguire è l'alta velocità italiana. Antiriciclaggio, Emirati Arabi Uniti, Barbados, Panama escono dalla lista nera dell'Unione Europea, entrano invece Monaco, Algeria e Venezuela. Ci sono poi le diffusioni dei quotidiani a cura di Marco Capisani nel mese di aprile, Papa Francesco non ha fatto effetto traino nelle vendite di giornali, Avvenire 8% in più, Fatto 5, Corsera meno 3, Libero meno 4, Repubblica meno 4, Sole meno 5, Giornale meno 7, Verità meno 8, Messaggero meno 9,5, QN Nazione meno 10. Andiamo a vedere, implacabile come sempre, il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, eccolo qui. A leggere le cronache politiche del secondo mandato Trump si resta allibiti di come la gestione di un potere enorme, gli USA sono ancora la prima potenza mondiale, si è trasformati in un one-man show, lo spettacolo quotidiano di un uomo che ogni giorno si inventa qualcosa di nuovo per occupare le prime pagine dei giornali e TG di tutto il mondo. Governa a colpi di centinaia di decreti presidenziali che magari revoca dopo 2 giorni, se ne frega delle procedure, delle norme e della Costituzione. È circondato da una corte di strateghi, questuanti, opportunisti, ambiziosi, arrampicatori, imprenditori, sempre pronti a compiacerlo, a lusingarlo, a mostrargli la propria fedeltà e riconoscenza. Cortigiani senza dignità al vertice di uno degli imperi più potenti di sempre. Un dubbio, l'America è ancora una democrazia o si è trasformata di fatti in una monarchia elettiva? Siamo al ritorno del concetto di presidenza imperiale. Abbiamo un po' di tempo, quindi vediamo un po' i quotidiani locali. Brescia Oggi, autostop ai diesel Euro 5, a Brescia scatterà il blocco di oltre 80.000 veicoli, Corriere del Mezzogiorno, la Campania, lo studio, l'America Scap vale 1,2 miliardi, Corriere del Mezzogiorno, Puglia, De Santis rintuzza l'affondo 5 Stelle, anche il PD vuole il rinnovamento, Corriere del Trentino, post referendum, stranieri, risorsa per l'economia, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, terzo mandato, muro di Forza Italia, Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, funerali insieme chiesti dai familiari per amore dei figli, cene, il parroco, per loro una sofferenza in meno. È stato quell'omicidio-suicidio che c'è stato in questa famiglia. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, commercio, Movida, più plateatici in centro. Corriere della Sera, Dorso di Milano, Largelati può restare pubblica. Corriere della Sera, Dorso di Roma, Parioli, schianto con la minicar. Corriere di Torino, lavoro, Piemonte, maglia nera. Corriere dell'Alto Adige, i sindaci nelle valli, non siamo razzisti, cittadinanza veloce bocciata, Tappelner e attaccamento alla Heimat. De Lueg, giusto attendere 10 anni. Heimat è una parola tedesca che vuol dire madre patria. Corriere di Bologna, Peter Kerd compra la perla. Corriere Fiorentino, la Toscana, caso Carrai, imbarazzi in regione. Gazzetta di Modena, complanare a rischio, Mezzetti scrive a Salvini.
Giornale di Brescia, Brescia guida l'Italia dei laureati. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Cittadinanza, l'Odigiano diviso, in 29 comuni il no sopra il 45%. Giornale Milano, blocco dei diesel Euro 5 da ottobre, la regione dice no alle eurofollie, chiesto un tavolo al governo per impedire lo stop di oltre 500.000 di mezzi nei comuni con più di 30.000 abitanti, le misure per adeguarsi a una direttiva UE. Il piccolo di Trieste, Porto, inizia l'era Gurrieri. Il secolo XIX, Genova e il Vespucci, una festa tricolore. Si ammala per il vaccino, il risarcimento non arriva. La Gazzetta del Mezzogiorno, scintille bipartisan, governo diviso sulle tasse, PD lacerato dai referendum, Totto assessori a Taranto, a Matera, anatra zoppa. La Nuova di Venezia e Mestre, ticket unico, spalma flussi. La Prealpina, urla e pianti per una valigia a Malpensa. La provincia, Como, lago quasi rientrato, pompe ancora inutilizzabili. La provincia di Cremona, nodo cattedre vacanti, a scuole già allarme. La provincia di Lecco, quarta torre alla Meridiano, hotel e spazi per studenti. La provincia di Sondrio, l'energia genera indotto 21 milioni in valle. E chiudiamo con Repubblica Palermo, traghetti agli scafi nel caos, l'estate a rischio delle isole minori, la nave Perustica ha annullato la corsa perché l'equipaggio aveva sforato l'orario di lavoro. Tra l'altro la nave ci mette quasi 2 ore, se potete andate con l'aliscafo. Specie se il tempo è buono. Specie se il tempo è buono. Va bene, sono le 7:56 minuti in questo momento. Andiamo a vedere allora che cosa sta succedendo nel governo e in particolare andiamo a vedere sul Corriere della Sera questo quadro che viene questo quadretto che viene realizzato da Paola Di Caro, che diciamo così fa da cornice a quello che vi racconteremo tra poco, cioè non è solo il referendum che anima le giornate del centrodestra, anzi il quorum mancato dà soddisfazione, ma bisogna guardare avanti. Non sono tutte rose e fiori. Sul fisco e battaglia, Giorgia Meloni indica la via del taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Tajani applaude, il ministro Giorgetti frena, Salvini si innervosisce perché la priorità oggi è la rottamazione delle cartelle e la pace fiscale. Ma non solo, ci sono anche altri nodi da sciogliere, di cui si è parlato in un vertice a Palazzo Chigi ieri all'ora di pranzo, iniziato con una battuta della Premier agli alleati: tranquilli, non voglio bacchettare nessuno, anzi sono contenta di tutti voi. Nel vertice però sono emersi almeno altri 2 temi che dividono la maggioranza: legge sul fine vita e possibile intervento per permettere ai governatori di correre per un terzo mandato. Sul primo punto era stato convocato l'incontro, perché nel calendario del Senato è previsto che un testo approdi il 17 luglio. La maggioranza sembra decisa a chiudere con una legge quello che è un tema sul quale la Corte Costituzionale ha chiesto si adottino linee chiare e, in mancanza di una norma nazionale, può essere oggetto di scelte diverse delle singole regioni. Per questo si sta cercando di accogliere i punti richiesti dalla Corte, ma, spiega Maurizio Lupi, dando grande importanza alle cure palliative. Un passaggio che convince la CEI, così si parte bene, e che Tajani rivendica. Sul fine vita la maggioranza è unita. Il suicidio non è un diritto, ci sarà una legge. Frena però Salvini. Andare avanti? Con calma. Si parla anche della costituzione di un comitato etico nazionale. L'opposizione attacca, la maggioranza irride il Parlamento. L'altro nodo da sciogliere è appunto il terzo mandato, ufficialmente non oggetto di vertice, ma trattato all'atere dagli esperti dei partiti, Donzelli, Gasparri, Calderoli e Lollobrigida. La divisione è profonda, la discussione si è fermata proprio perché serve un accordo tra i leader che ancora non c'è. E allora, siccome sono le 7:59, vi dico anche che la Meloni, alle assise dei commercialisti, siamo sempre sul Corriere della Sera, ha promesso che intendiamo di fare di più, concentrarci sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. E Giorgia Meloni, dal palco degli Stati Generali dei commercialisti, indica il punto d'approdo come fosse sul ponte di comando di una corazzata. Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo, continua la Premier, più incentivante per chi produce reddito e contribuisce allo sviluppo della nazione. Vogliamo premiare il merito, sostenere il lavoro, dare certezze ai giovani, alle famiglie, alle imprese, perché una fiscalità più leggera è la condizione per attrarre investimenti e far crescere l'economia reale. Se è chiaro l'obiettivo, un po' meno è la rotta da intraprendere per arrivare in porto.
Basti sentire la precisazione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per effettuare il taglio dell'IRPEF al ceto medio il governo ha ancora 2 anni e mezzo di tempo, concetto ribadito e rinforzato dal vice ministro Leo. Vogliamo applicare un'aliquota più bassa rispetto al 35% e attestarci al 33% per coloro i quali hanno un reddito di 50-60 mila euro, e questo è un passo ulteriore verso una riforma fiscale che sta procedendo in modo molto spedito. Ma dobbiamo prima trovare le risorse, magari già con la prossima legge di bilancio. Le 8 precise, noi ci fermiamo per una breve pausa, ci sentiamo un altro gran pezzo, Nino Ferrer, La pelle nera, 1967, e torniamo tra poco qui sulle nostre magiche onde. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Hey, dimmi Wilson Pickett. Hey, dimmi tu James Brown. Questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown. Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. E penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Ecco perché io vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Ehi, dimmi tu signor Faust, ehi, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare questo maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Ecco perché io vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. E voi carissimi estinti, e voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se l'è tutto un affare di razza e colore come qui. Ad ogni modo vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, 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 e poi vorrei stare laggiù, abitare a New Orleans, ascoltare il Mississippi, fare a pugni con gli amici tutti neri, musicisti, saper suonare la tromba, poter parlare l'inglese, l'italiano non funziona per questa musica qui, poi vorrei poter gridare yeah, 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 yeah. Alright, I sing it, alright. Ed era Nino Ferrer nel 1967, La pelle nera, grandi pezzi che si facevano in Italia negli anni 60. Sono arrivate le vostre zappe alle 8, 4 minuti e 21 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. 340-670-9659 per le zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Marco da Milano, ciao Marco, troppo comodo incolpare l'intelligenza artificiale.
È un prof laureato, un bambino nella scuola materna scoperto con le mani nella marmellata, la bocca sporca e dice non sono stato io. Qui si riferiva al professore, quello che aveva augurato a Ginevra, la figlia della Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbone, la ragazza uccisa ad Afragola. Ancora, Marco, la nuova scuola non è più statale ma statalista, altro che libertà educativa. Salvatore dalla Germania, ciao Salvatore. Buongiorno, penso che nessuno voglia fare più il mister alla nazionale solo per un motivo, perché non abbiamo più parco giocatori. Nei club sono tutti stranieri, i nostri italiani, anche quelli buoni, non hanno più valore ed è quello che succederà anche alla nostra nazione. Ancora, Chiara da Saronno, buongiorno a te Chiara. Mi chiedo e vi chiedo, se si vuole consentire il terzo mandato per i governatori delle regioni, mentre i 14 anni di Mattarella cosa sono? La sublimazione della democrazia? Chi capisce Forza Italia è bravo. A Chiara, sai che non ti vedo affatto male con questo ragionamento. È una domanda alquanto sfiziosa, mettiamola così, sono d'accordo. A questo punto avete visto prima, no, il quadretto all'interno del quale si inserisce la polemica tra Salvini e Tajani. Salvini parla col Corriere della Sera, eccolo qui. Siamo a pagina 7, lo intervista Marco Cremonesi, la sinistra ha fallito il blitz, sulla cittadinanza va bene così, perché Forza Italia insiste sullo ius scholae? Scusate, il leader leghista, nessuna scorciatoia, il referendum ha fatto chiarezza. E allora viene chiesto a Salvini, però anziché andare a votare, anziché restare in Italia per il referendum, lei era in Francia con i Patriots for Europe. Risposta: ho consapevolmente scelto di non votare referendum ideologici e dannosi che non hanno nemmeno mobilitato gli elettori della sinistra. Sulla cittadinanza il risultato è clamoroso. Immaginare scorciatoie è sbagliato. Per questo non capisco perché Forza Italia insista. Si attendeva il risultato del referendum? La sinistra li ha trasformati in un tentativo di spallata al governo. Hanno proposto quesiti per cancellare le riforme del lavoro che avevano approvato loro, con la CGIL che ha firmato contratti da 5 euro l'ora e adesso evoca la rivolta sociale. È incredibile. Noi ci siamo dedicati a problemi concreti come il decreto sicurezza e questo fine settimana ci saranno gazebo in tutta Italia per spiegare il nuovo decreto sicurezza. Più tutele per le forze dell'ordine, pene più severe per le borseggiatrici anche incinte, sgomberi più facili per le case occupate, vita reale contro furore ideologico. Pace fiscale o taglio dell'IRPEF? La polemica c'è stata anche ieri? Il punto è che le due cose sono complementari. Le rottamazioni portano nelle casse pubbliche le risorse che consentono di abbassare l'IRPEF. Io spero che su questa operazione, che è liberale, di centrodestra e berlusconiana, nessuno dica di no e dunque conto che la coalizione sia compatta. Avete parlato anche di fine vita? C'è l'impegno a portare una proposta condivisa entro luglio che investa su cure, accompagnamento, in modo da evitare che le famiglie siano sole. L'obiettivo è trovare l'equilibrio tra la garanzia delle cure e la libera scelta dei singoli. E poi resta sul tavolo il tema del terzo mandato per i governatori. Anche ieri Antonio Tajani ha ribadito il suo no. Ieri non ne abbiamo parlato, ne parleremo come Lega al Consiglio federale di oggi. Noi da sempre riteniamo che debbano essere i cittadini a scegliere. Del resto abbiamo portato la proposta in aula 4 volte e 4 volte ce la siamo votata da soli, ma il tempo rimasto è pochissimo. Che cosa riporta della 2 giorni francese del suo Eurogruppo, i Patriots? Abbiamo constatato una crescita costante e tra pochi mesi contiamo che anche in Repubblica Ceca vinca il nostro alleato Andrej Babiš, con un imperativo sopra tutti: fermare le follie dello sciagurato Green Deal, la dimostrazione del fallimento ideologico totale di un'unione a trazione Greta Thunberg. A proposito, dal 1 ottobre i diesel Euro 5 saranno vietati nei comuni a oltre 30.000 abitanti. Farete qualcosa per il problema? È fuori discussione. Non se ne parla. Sono milioni di mezzi in Italia. Dovremmo lasciarli tutti a piedi perché l'Unione comanda? Stiamo mettendoci mano nel decreto infrastrutture, così non può passare. Ecco, sommessa preghiera, ministro e vicepresidente Salvini. Veda di fare qualcosa anche per le assurdità che si fanno a Milano, dove nei giorni di sciopero, malgrado tutto, quando i mezzi pubblici non vanno,
restano in vigore area B e area C. Per cortesia faccia qualcosa, grazie. Le province l'hanno accusata di sottrarre risorse alle manutenzioni stradali per dirottarle sul ponte dello Stretto. Hanno ragione loro? Ma certo, quella che era hanno torto, ma certo, quella che era un'operazione del PD che si scontrava con un dato. Non un euro è finita al ponte. C'erano dubbi sulla capacità degli enti locali di spendere tutti gli stanziamenti. Loro ci hanno assicurato che non è così e quindi rimetteremo fondi sia per il 2025 che per il 2026, ma dovranno rispettare alla lettera una serie di adempimenti. La Lega vorrebbe aumentare i poteri delle province, svuotate dalla maldestra riforma della sinistra, ma devono spendere le dotazioni, loro e non solo. Di chi parla? Tac. Risposta: il comune di Milano è quello che fa più multe in tutta Italia, ma che gli automobilisti milanesi siano i più indisciplinati mi pare surreale. E so per certo che Milano, ma non solo Milano, non reinveste in sicurezza stradale e manutenzione tutto quello che dovrebbe. È una tassa occulta per i milanesi. Il 6 febbraio 2026 si inaugurano le Olimpiadi Milano Cortina. Tranquillo? Funzionerà tutto? Quando ho ereditato la situazione sui giornali si leggeva soltanto non ce la faranno mai. Io conto di aver recuperato i ritardi accumulati da altri e conto che arriveremo puntuali e in forma di fronte ai 3 miliardi di spettatori. A fronte di una spesa di 1,5 miliardi avremo un ritorno di 5. E me lo lasci ricordare, senza la Lega queste Olimpiadi non ci sarebbero mai state. Sua figlia e quelle di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi sono state al centro di vergognosi post sui social. Ritiene possibile far qualcosa? Io ho cominciato a segnalare i post violenti, dal governo spagnolo mi divide quasi tutto, ma c'è un'iniziativa sull'identificazione. Per accedere ai social devi associare nome e cognome ai profili. Come Lega stiamo anche ragionando sui cellulari senza limiti d'età, guardiamo al modello australiano. Il governo è a metà del suo mandato, salva casa, codice degli appalti, nuovo codice della strada. Vede qualcosa da mettere a punto? Siamo pronti a intervenire sul codice degli appalti per introdurre alcune correzioni migliorative, ma il lavoro è stato tanto e proficuo. Abbiamo 1.200 cantieri ferroviari che renderanno l'Italia del domani più moderna e veloce, senza dimenticare i cantieri stradali ANAS. 1 migliaio di questi si fermeranno in estate per facilitare lo spostamento delle famiglie verso le vacanze, l'80% del totale. Se Salvini fa questo ritratto, ecco che su Il Tempo parla Antonio Tajani. Antonio Tajani sembra rispondere a quello che avete appena sentito. Siamo a pagina 3, lo intervista il collega Romagnoli, Edoardo Romagnoli. E allora cosa dice Tajani? La priorità è l'abbassamento dell'aliquota IRPEF perché è una scelta strategica e non un una tantum. Non sono contrario alla rottamazione, ma prima bisogna assolutamente fare il taglio dell'IRPEF perché è un messaggio chiaro al ceto medio. Faremo una battaglia su questo. E in questo modo, appunto, Tajani replica all'alleato Matteo Salvini che nel frattempo ha proposto la pace fiscale. Ministro, partiamo dal referendum. C'era tra i 5 quesiti almeno uno che le piaceva? No. Infatti abbiamo detto che non bisognava andare a votare proprio perché erano lontani dal sentimento degli italiani. Erano proposte che peggioravano le situazioni attuali e avevamo ragione. Ma il PD dice che in realtà è stato un successo perché hanno votato 14 milioni di italiani, dei quali 12 milioni hanno votato a favore. La CGIL e la sinistra hanno tentato di strumentalizzare il referendum per dare l'assalto al governo. Quando si decide di dare l'assalto a un palazzo e l'assalto non riesce, è chiaramente una sconfitta cocente per la CGIL che ha rotto l'unità sindacale e per tutta la sinistra. Anche i dati che raccontano non sono veri, nessun referendum ha mai raggiunto i dati elettorali. A proposito di referendum, avete presentato al Senato una proposta di legge che raddoppia il numero di firme necessarie o rende necessario il sostegno ai 10 regioni. Pensate si sia abusato dell'istituto referendario? Sì, abbiamo speso decine di milioni per mandare le schede in tutto il mondo. Abbiamo dovuto inviare aerei di Stato perché in certi paesi c'erano dei ritardi. Questo non va assolutamente bene. I referendum non possono essere un capriccio per creare soltanto problemi al governo o regolare conti interni alla sinistra. Deve essere una cosa seria, ecco perché vogliamo aumentare il numero di firme necessarie. Terzo mandato, vi siete detti contrari, ma voi siete stati i primi a proporlo. Perché avete cambiato idea? Negli Stati Uniti per il presidente si prevedono solo 2 mandati. In Italia un governatore nella sua regione ha più poteri del presidente del Consiglio.
I 3 mandati rischiano di creare incrostazioni di potere poderose. Ne avete parlato oggi nella riunione di maggioranza? No. Però avete discusso del fine vita? Sì. Noi siamo per rispettare le decisioni della Suprema Corte. Bisogna aggiungere tra i 4 requisiti anche quello delle cure palliative. A decidere deve essere un comitato. Noi andremo in quella direzione e presenteremo una legge in Parlamento entro il 17 luglio. Il suicidio non è un diritto. Farete una battaglia sullo ius scholae perché Salvini si è detto contrario. La nostra proposta è più severa della legge attuale, perché oggi con 10 anni di residenza puoi prendere la cittadinanza, mentre per noi va data solo a chi ha frequentato la scuola per 10 anni e con profitto. E riguarda ovviamente solo i migranti regolari e non gli irregolari. È un modo per rendere seria la concessione della cittadinanza. Però se uno si dice contrario deve anche motivare la sua contrarietà. E comunque bisogna leggere il programma del centrodestra 2022, perché al punto 6 si prevede esattamente questo. Mi dispiace, ma è stato approvato da tutti. Passiamo al Medio Oriente. Domani arriveranno, cioè oggi, arriveranno 3 aerei con 80 palestinesi, tra i quali anche il piccolo Adam. Come si ferma Netanyahu? I messaggi che abbiamo mandato sono stati sempre molto chiari, ma sembra che Netanyahu non ascolti nessuno, neanche gli USA o l'ONU. Noi continuiamo a condannare ciò che accade, come certamente condanniamo Hamas. Ricordo che abbiamo accolto il 10% di tutti i palestinesi emigrati. Insieme ai paesi arabi siamo quelli che ne hanno accolti di più. Ma ritirare l'ambasciatore italiano da Tel Aviv non serve. Il piccolo Adam non lo porti in Italia ritirando l'ambasciatore, ma è proprio grazie all'ambasciatore. Grazie al dialogo che abbiamo con Israele, che non significa cedere alle posizioni di Netanyahu, anzi, noi abbiamo sempre detto quello che pensiamo. Non è soltanto una questione umanitaria, ma una questione politica, perché non riesce a portare qua le persone senza un accordo politico. Parliamo di dazi, la situazione è in stallo o le trattative continuano sotto traccia? Le trattative tra USA e UE continuano. Sono abbastanza ottimista e credo si possa arrivare a un accordo. Il mio obiettivo sarebbe un mercato globale con 0 dazi, un grande mercato unico che si estende dal Messico all'Europa, passando per gli Stati Uniti. Finiamo con Putin. Come si convince ad arrivare a una pace giusta? È un momento molto difficile perché la Russia non ha interesse ad arrivare al cessate il fuoco. Putin ha 1 milione di soldati che paga il doppio di quanto guadagna un operaio. Tutta l'industria è convertita in industria di guerra, quindi non può tornare indietro in poche settimane. Secondo me, prima della fine dell'anno non si arriverà a una soluzione positiva. Solo nuove sanzioni che colpiscono la finanza russa possono costringere Putin a non pagare stipendi alti ai suoi soldati, perché solo con stipendi alti può portare la gente a combattere, visto che ogni giorno ci sono 1000 morti. Questo è il botta e risposta tra i due. Adesso noi cambiamo giornale e vi porto sul Libero, perché visto che è stata evocata la scuola con profitto, andiamo a vedere che cosa vuole fare il ministro Valditara. Andiamo a pagina 19 ed eccolo qua. Le direttive per gli istituti delle infanzie, alle elementari e alle medie, poesia, memoria, calligrafia, latino, la nuova scuola riparte dalle basi. Le indicazioni nazionali restituiscono centralità al ruolo dell'insegnante. L'informatica sarà introdotta dalla primaria. Spazio all'educazione delle relazioni, rispetto della donna ed empatia. Questo perché, pensate, più di 1/3 degli italiani fatica a comprendere quello che legge. E allora vediamo che cosa c'è all'interno di queste indicazioni nazionali del curricolo. È un progetto che punta a ridefinire i contenuti e le metodologie della scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione. L'obiettivo è creare un cambio di prospettiva nell'insegnamento, con un rafforzamento dello studio delle radici culturali occidentali e un ritorno alle basi classiche del sapere. Al centro della proposta l'idea di un'educazione che non si limiti all'acquisizione di nozioni, ma favorisca una maggiore consapevolezza storica, linguistica e valoriale agli studenti. Come spiega al Libero il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, da alcuni studi recenti, penso ad esempio a quelle del Censis, ma non solo, è emerso che più di 1/3 degli italiani ha difficoltà a comprendere ciò che legge e fa fatica ad esprimere correttamente il proprio pensiero. Si tratta allora di ridare centralità nei percorsi scolastici allo studio approfondito della sintassi grammaticale, partendo dalle regole, superando il cosiddetto spontaneismo espressivo.
Poesia a memoria, altro che residuato della scuola dei nostri nonni. Numerosi studi neuroscientifici, per di più, hanno dimostrato che imparare poesia a memoria rafforza in primis la memoria stessa e poi la capacità di concentrazione. Oltre a una buona scorta di citazioni da usare non a sproposito, si potrà tornare a studiare il latino dalla seconda media e sarà facoltativo. Le linee guida sottolineano che lo studio del latino favorisce un metodo di ragionamento rigoroso, migliora la comprensione della lingua italiana, rafforza il lessico e le capacità di analisi. Mi permetto di aggiungere, vi dà anche un metodo per imparare altre lingue, a furia di tradurre e di fare le versioni. Dai testi classici alla Bibbia, un altro punto chiave della riforma riguarda la valorizzazione della letteratura classica nella scuola primaria. Le nuove indicazioni nazionali prevedono infatti un rafforzamento della lettura di testi che hanno segnato la cultura occidentale, tra cui Bibbia, Iliade e Odissea in maniera semplificata. L'inserimento di questi testi, spiegano le linee guida, risponde alla necessità di offrire ai bambini fin dai primi anni di scuola una base culturale solida e condivisa. Questa scelta ha suscitato accesi dibattiti, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della Bibbia nel percorso scolastico. Il Ministero sottolinea tuttavia che il testo sacro non viene introdotto in un'ottica confessionale, ma come fonte culturale e letteraria. Si tratta di rimettere al centro innanzitutto Atene, Roma e Gerusalemme, i valori che hanno espresso e che sono alla base dell'Occidente, ribadisce il ministro. Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione, tutt'altro. Nelle linee guida abbiamo attribuito un ruolo importante alle materie STEM, valorizzando tra l'altro un metodo di studio che parta dalla realtà, dall'esperienza quotidiana e dai laboratori per giungere quindi alla teoria. Sono state poi ben chiarite le misure e prassi per rendere concreta l'accoglienza e integrazione degli studenti provenienti da altri paesi. Per integrare chi vuole vivere insieme con noi, per sapere dove dobbiamo andare, occorre ridare importanza alle nostre radici culturali, spiega Valditara. Fondamentale è anche imparare come è fatto il nostro paese e il mondo in cui viviamo. La scuola Prossima Ventura dovrà riprendere l'antica pratica del riassunto, sia scritto che orale. Dare importanza ai riassunti è una forma di rispetto verso l'altro, aiuta a esprimersi con chiarezza, sottolinea il ministro. Fin dalle scuole dell'infanzia è essenziale poi investire in educazione musicale e artistica, specialmente per l'Italia che vanta un patrimonio immenso. In primo piano dunque lo sviluppo delle potenzialità espressive e creative e delle competenze tecniche per educare al gesto artistico. L'attenzione a musica e arte sono un tributo a bellezza e sensibilità, sottolinea il ministro. Altro tema importante è quello della scuola che educa alle relazioni. Il passaggio da sottolineare rispetto è infine oggi l'obiettivo di un'educazione alle differenze di genere, rafforzata con le nuove linee guida dell'educazione civica, si legge nel documento. Questo tipo di educazione è qualcosa di più dell'alfabetizzazione emozionale. Allena bambine e bambini a capirsi nella complementarietà delle rispettive differenze e sviluppa sani anticorpi di contrasto di quella triste patologia che è la violenza di genere. È necessario un profondo lavoro educativo da iniziare a scuola, un'educazione del cuore che crei occasioni didattiche di esperienza di sentimenti basilari come la fiducia, l'empatia, la tenerezza, l'incanto, la gentilezza. La letteratura, la musica, le arti, la scrittura autobiografica, il cinema e il teatro sono i grandi alleati degli insegnanti. E infine il documento indica un deciso potenziamento della didattica della scrittura col ripristino della funzione formativa dell'uso del corsivo. Secondo Valditara, infatti, l'uso del corsivo e quindi l'attenzione per la calligrafia sono un messaggio concreto contro la sciatteria e la superficialità sempre più diffuse. Tra parentesi, aiuta il cervello perché è anche una forma di allenamento che aiuta l'ordine mentale. Allora, bene, questo è quello che succede nel nostro paese, ma attenzione, siccome in questo paese, com'è che cantava Carlo Martello Ritorna dalla battaglia, no? Com'è che finisce? Com'è che in questo reame o corpo d'un cane debba finire tutto con grandi, eccetera, eccetera. Ecco, in Italia poi, da un lato ci sono le persone serie che dicono vediamo di mettere le cose a posto, poi dall'altro ci sono le assurdità che succedono nell'amministrazione della giustizia. Spacciatore ai domiciliari, ne scrive Carlo Cambi a pagina 15 sulla Verità, 94enne in cella.
Ennesimo cortocircuito nelle decisioni delle toghe, sentite qua, un albanese beccato con 25 kg di cocaina, ragazzi, viene rimandato a casa dal GIP. Invece un anziano condannato per una bancarotta di 15 anni fa, è stato rinchiuso nel carcere di Sollicciano a Firenze. State a sentire, veramente. Un italiano viene di fatto condannato all'ergastolo in quel di Firenze per reati fiscali, mentre un albanese beccato con 25 kg di cocaina e che, come dice il GIP di Spoleto, fa parte di un giro rilevante di spaccio, se ne starà a casa sua con l'unico incomodo del braccialetto elettronico. Essere italiano nei tribunali penali pare un aggravante, mentre i reati connessi al traffico di stupefacenti sono derubricati a routine criminale. Se c'è di mezzo il fisco e quel pizzico di stigma sociale che si può alimentare dando addosso all'evasore, allora si diventa inflessibili. Quanto sta accadendo a Firenze è ai limiti del ricorso alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La giustizia italiana non dovrebbe menarne vanto eccessivo, soprattutto mentre il segretario del PD Elly Schlein, il suo variegato circo referendario e il presidente NM Cesare Parodi strillano contro il decreto sicurezza. Sostiene l'Associazione Nazionale Magistrati che quelle norme sono sospette di incostituzionalità, visto che si sanzionano condotte spesso frutto di marginalità sociale, intaccando i principi di offensività, trasattività, ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero ispirare il diritto penale. Questa premessa è doverosa a fronte del caso di un imprenditore di 94 anni che da alcuni giorni è recluso in una cella del reparto clinico del carcere di Sollicciano, Firenze, perché deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi. È stato condannato un anno fa in appello, non ha proposto ricorso in Cassazione per bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento di una sua azienda avvenuto 15 anni fa. Divenuta esecutiva la condanna, alcuni giorni fa le forze dell'ordine si sono presentate a casa di questo pericoloso criminale che cammina a fatica appoggiandosi a un bastone e in carcere viene aiutato dagli altri detenuti e in esecuzione della sentenza lo hanno rinchiuso. Il suo avvocato Luca Bellezza racconta dopo averlo incontrato in parlatorio: è provato però combattivo, ma non si sa per quanto potrà reggere. È urgente una misura alternativa. Di fatto rinchiudere in carcere un uomo di 94 anni per fargli scontare 4 anni e 8 mesi vuol dire applicargli l'ergastolo, visto che ragionevolmente l'aspettativa di vita è inferiore alla pena. L'avvocato Bellezza dice di aver fatto ricorso al giudice per il differimento della pena, come prevede l'articolo 47 del Codice Penale, comma terzo, che dà la possibilità per gli ultra settantenni di essere ammessi a forme alternative alla detenzione in carcere o della custodia ai domiciliari. Ma l'istanza è stata respinta. Perciò il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, chiama direttamente in causa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ricordando che il carcere di Sollicciano è teatro di proteste. Una settimana fa, nel braccio dove è rinchiuso il pericoloso criminale ultra novantenne, hanno incendiato i materassi, provocando diverse intossicazioni. Sostiene Fanfani: in 50 anni d'avvocatura non ho mai visto una cosa del genere. Questo sistema è malato. Al ministro della Giustizia Carlo Nordio chiedo di intervenire subito. Dopo le tante parole spese sul carcere fiorentino deve attivarsi senza perdere tempo. Sostenere che il 94enne sia socialmente pericoloso è assurdo. È una cosa inumana, indegna di un paese sedicente civile. Non so e non voglio sapere di chi sia la colpa, anche perché tutti si tireranno fuori, ma ritenerlo compatibile col carcere è inconcepibile. Nel frattempo l'albanese con 25 kg di coca è ai domiciliari. Straordinario, straordinario. Che paese straordinario, signori. Pensate, le fiamme gialle, racconta Carlo Cambi, lo hanno fermato a un distributore vicino a Foligno e nel doppio fondo dell'auto gli hanno trovato la cocaina, circa 10 kg, e 10.000 euro in contanti. Perquisite le due case dell'albanese, a Spello e Foligno, hanno sequestrato altri 15 kg di droga, che avrebbero fruttato oltre 2,5 milioni di euro, assai di più del debito che ha col fisco il pericoloso quasi centenario criminale fiorentino. Portato davanti al GIP del Tribunale di Spoleto, il magistrato ha convalidato l'arresto dell'albanese perché sussistono i gravi indizi di colpevolezza e le circostanze che rispondono all'attivazione delle misure cautelari, però ha disposto gli arresti domiciliari e non la custodia cautelare in carcere
come aveva chiesto il pubblico ministero, perché a giudizio del GIP è sufficiente l'applicazione del braccialetto elettronico. Prosit, prosit amici miei. Vabbè, bocca mia, taci, le 8:29, 40 minuti, pausa, adesso il meteo, pubblicità e poi torniamo e ci sentiamo un altro bel pezzo, che ora vi dico anche qual è, e cioè Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, del 1966. Invece al Signore di Firenze l'hanno giudicata e come, amici miei. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Fiammata africana con un ulteriore impulso del nucleo anticiclonico subsahariano. Al mattino tutto sole sull'Italia da nord a sud, con solo poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocue. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, se non qualche addensamento sull'Appennino meridionale. La prima ondata di caldo del 2025 si rinforza sempre più. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché?
ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male lo so, per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male lo so, se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Molto molto più di prima io t'amerò, di confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un giorno non farò mai più. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male lo so, per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male lo so, se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno Oh, ed eravamo negli anni 60 con Caterina Caselli che cantava Nessuno mi può giudicare, e qualcuno invece ha giudicato il signore fiorentino di 94 anni sbattendoli in cella. Sbattiamoli in cella questi vecchi, sbattiamoli. Si scherza, per carità, ci mancherebbe pure. Allora ragazzi, sono le 8:36 minuti e 44 secondi, poi alle 9, anzi no, alle 8:50 più o meno avremo il Qui Parlamento, ma in particolare, bella gente, parliamo, vi vorrei dare una buona notizia, ogni tanto diamola una buona notizia, che sto paese ne ha bisogno, ma anche perché se no a leggere i giornali ogni mattina pare che viviamo veramente nel mondo sporco, non lo so nemmeno io. Oh, sulla Verità c'è una notizia, la culla per la vita di Giaveno, no? La versione moderna della ruota degli esposti supera l'ispezione dei NAS. Funziona bene, il controllo dopo la morte della bambina a Bari, i PM incolpano la cattiva manutenzione. Ricorderete che all'inizio dell'anno un neonato morto è stato trovato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, dopo che non era scattato l'allarme che segnalava la presenza di un corpo. Da qui sono cominciate una serie di inchieste. La Procura di Bari ha confermato l'accusa di omicidio colposo nei confronti del parroco, Don Antonio Ruccia, e del tecnico Vincenzo Nanocchio, che aveva montato questa culla nel 2014. Però appunto va detto che tale procedimento, scrive il collega Giuliano Guzzo, non intacca in nulla l'utilità del servizio della culla per la vita in sé, che peraltro sempre nella stessa postazione di Bari aveva già consentito il salvataggio di 2 neonati nel 2020 e nel 2023, ma è volto a rintracciare le responsabilità del malfunzionamento che è avvenuto a inizio 2025, malfunzionamento che secondo le indagini svolte sarebbe dovuto al materassino su cui è stato lasciato il neonato, che avrebbe dovuto far scattare l'allarme, di fatto un tappetino usato normalmente nelle abitazioni come antifurto, dal costo basso e dall'alta possibilità di malfunzionamento. E quindi sono state disposte ispezioni nelle culle per la vita operative in Italia. Tra queste c'è la culla di Giaveno, nel torinese, che è operativa dall'8 dicembre 2015, che è stata ispezionata sia dai NAS che dal SISP, il servizio di igiene e sanità pubblica, ed è stato emanato un verbale nel quale si è accertato il corretto funzionamento del dispositivo, esternamente monitorata 24 ore su 24 da una telecamera collegata a un'applicazione telefonica, con un triplice sistema d'allarme che arriva a 15 operatori e un vano interno
aerato e riscaldato, la culla per la vita in questione è sicuramente esemplare. Deve essere per questo che gli ispettori siano rimasti piacevolmente colpiti da tale servizio e dal suo protocollo, come conferma La Verità Teresa Bava, presidente del CAV, Centro Accoglienza alla Vita, responsabile della culla. L'esito dell'ispezione è stato positivo, i NAS ci hanno anche suggerito di proporre il nostro protocollo a livello nazionale. Per farlo conoscere stiamo procedendo in questa direzione. Per noi, continua Bava, che esprime vicinanza a Don Ruccia, certa della sua totale buona fede nella vicenda che lo vede coinvolto, si tratta del riconoscimento della serietà di un lavoro che, pur essendo di volontariato, è comunque un lavoro di qualità. La promozione dei NAS alla culla per la vita di Giaveno è significativa anche perché proprio dall'associazione che la gestisce una decina d'anni fa è stato registrato presso la Camera di Commercio di Torino il marchio Culla per la vita, e speriamo che ne salvino tanti di bambini, perché fa veramente male. A me piange sangue al cuore quando leggo queste notizie di bambini che vengono abbandonati nei cassonetti, nell'immondizia, veramente una cosa orrenda, orribile, indegna, disumana. Non può andare così, non dovrebbe andare così. I piccoli, gli innocenti, i deboli vanno sempre tutelati, sempre, dall'inizio fino alla fine della loro vita. Adesso andiamo all'estero, ce ne andiamo in America. Eccoci qua su Repubblica, perché sapete che il buon Donald ieri ha mandato altri 2000 agenti della Guardia Nazionale, 700 Marine, e trovandosi facendo, cosa succede? Che mentre noi qua in Italia discutiamo di centri di espulsione e così via, ha anche deciso di espellere altri 9.000 immigrati e sbatterli tutti a Guantanamo. Riferisce Repubblica, tra l'altro, che quelli che sono stati spediti a Guantanamo ci sono anche 800 cittadini di paesi alleati, Italia compresa, altri vengono da Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Olanda, Lituania, Polonia, Germania, Turchia, Ucraina, un austriaco, 100 romeni, 170 russi. I governi alleati non sono stati informati, inclusi quelli che hanno rapporti stretti con gli USA come Italia, Francia e Gran Bretagna. La notizia spiega anche il messaggio che il presidente aveva inviato nel pomeriggio, quando aveva chiesto all'Europa di fare qualcosa per l'immigrazione incontrollata, prima che sia troppo tardi. Trump ha inoltre detto di aver parlato col governatore della California, Gavin Newsom, per dirgli di far meglio il suo lavoro. Newsom ha negato, nessuna telefonata, ha scritto su X, non sa neanche con chi parla, e ha annunciato l'avvio di una seconda causa in tribunale dopo quella legata all'impiego della Guardia Nazionale, che ora riguarda anche l'invio dei Marine. Poche ore dopo ha chiesto al giudice federale di intervenire in via d'urgenza. Intanto le proteste contro i raid sono arrivate anche a casa sua, quella newyorkese della Trump Tower. Più di 20 manifestanti, molti dei quali poi arrestati, hanno fatto irruzione nella lobby del grattacielo e hanno urlato "riportateli a casa", riferendosi ai migranti deportati. A Austin, Texas, scontri tra polizie e manifestanti, marce di protesta a Boston e Chicago. La linea dura di Trump ha riportato gli americani a 5 anni fa, quando il tycoon uscì a piedi dalla Casa Bianca, scortato dai suoi generali in segno di sfida verso i manifestanti di Black Lives Matter. In quel clima di scontro Trump chiese che i militari sfilassero in parata per il suo compleanno, ma il Pentagono sconsigliò di sprecare soldi in piena pandemia. Sabato Trump verrà accontentato, coronerà il sogno di presiedere una parata in stile Piazza Rossa, ma in un paese in cui il dissenso potrebbe rovinargli la festa. E allora parla la sindachessa alla guida di Los Angeles, Karen Bass, parla con l'inviato di Repubblica Paolo Mastrolilli e dice: ci sta usando come cavia per militarizzare il paese. Karen Bass accusa Donald, vuole vedere fino a che punto può spingersi nel violare la legge, così semina caos e terrore. Cosa sta succedendo nella sua città? Chiede Repubblica. Oggi l'Immigration and Custom Enforcement, cioè l'agenzia delle dogane sarebbe, ha condotto 5 raid per arrestare immigrati, uno davanti alla scuola di mio nipote.
stanno provocando caos e terrore senza motivo. Ho parlato con i familiari di alcuni sequestrati, una madre originaria del Guatemala che cerca da giorni il marito e il figlio presi nella retata al magazzino Ambience, una figlia che ha visto il padre portato via in manette e da allora non ha saputo più nulla. Non consentono neanche di comunicare con gli avvocati, violando la legge. Molti arrestati non sono illegali, vengono catturati mentre vanno negli uffici dell'ICE a completare le pratiche burocratiche per confermare il permesso di residenza. Così gli altri in attesa non vanno più, diventando illegali e deportabili. Perché è cominciato tutto questo? Giovedì Los Angeles era una città serena e felice, venerdì è scoppiato il caos perché l'amministrazione Trump ha voluto provocarlo. Il presidente in campagna elettorale aveva promesso di deportare i criminali. Com'è passato dai narcos e gli assassini agli onesti padri di famiglia che lavorano nel magazzino Home Depot? Perché lo fa? Trump ha descritto Los Angeles come una città invasa dagli illegali, che ha bisogno dei militari nelle strade per liberarla. Vi pare questa la situazione? Sono avvenute proteste, per la maggior parte pacifiche, in un'area di poche strade attorno al municipio. È vergognoso, la verità è che ci sta usando per fare un esperimento. Se riesce a violare impunemente la legge nella seconda città americana, allora sarà libero di farlo ovunque. Lo scopo è solo questo? E anche rovinare la nostra economia, perché sa che molti dei nostri settori chiave dipendono dal lavoro degli immigrati. Così danneggia le persone, le famiglie e la nostra amministrazione. Teme l'arresto? Per cosa? Los Angeles è una città internazionale che l'anno prossimo ospiterà la prima partita dei mondiali di calcio e nel 28 le Olimpiadi. Cosa dice al mondo che vi guarda? Non siamo nel caos descritto dal presidente che sta provocando danni enormi. Sono in corso manifestazioni in larga parte pacifiche per problemi politici seri creati dall'amministrazione, ma siamo in controllo. Non è vero però che ci sono state le violenze? Sì, e le condanno con forza. Non hanno nulla a che vedere con chi si adopera onestamente per difendere i diritti degli immigrati. In base alle nostre indagini, le proteste sono nate in modo spontaneo, non provocate da agenti sovversivi. Però chi viola la legge viene arrestato. Non pensate di farla franca se stasera tornate a casa liberi, perché vi troveremo, verremo a prendervi. Non escludo il coprifuoco notturno per il centro della città se diventasse necessario. A questo scopo non sono utili Guardia Nazionale e Marine? Sapete cosa stanno facendo i soldati? Su oltre 2000 mobilitati solo 300 vengono impiegati, fanno la guardia davanti all'edificio federale vicino al municipio e a quello di Westwood. Gli altri siedono in caserma a girarsi i pollici. A cosa serve aggiungere 700 Marines a questi militari già inutili? Allora perché Trump li manda? Per fare scena. Vi dico solo questo, l'amministrazione ha pubblicato un messaggio di congratulazione alla Guardia Nazionale per aver riportato l'ordine prima ancora che i soldati arrivassero fisicamente a Los Angeles. Vi pare una cosa seria? Ha parlato con Trump? No, ma ho sentito la Casa Bianca. Cosa ha detto? Che la Guardia Nazionale era inutile, perché la nostra polizia è capace di garantire l'ordine. Era solo un atto provocatorio, un tentativo deliberato di creare disordine e caos. Cosa chiede ora? Sentiamo dire che i raid potrebbero durare 30 giorni, devono finire, Trump deve restituire il potere al governatore. Se avrà bisogno d'aiuto sarà lui a stabilire come, in base alla legge. Questo io vi dovevo per quanto riguarda la questione californiana. Anche qui è da vedere che cosa succederà. Andiamo a vedere adesso la questione degli Euro 5, perché avete sentito che Salvini metterà mano alla questione con un emendamento. Andiamo a pagina 9. Certo, ieri nella scuola di magia Claudio Borghi è stato molto chiaro sul tema, quindi a maggior ragione andate a recuperare la puntata di ieri sul nostro sito radiolibertà.net, oppure se volete il canale Twitch, YouTube, o anche la nostra stessa pagina Facebook. Allora, ambiente e povertà, la maggioranza ora si risveglia, annuncia le barricate sullo stop agli Euro 5, Carlo Tarallo ne scrive sulla Verità, tutti i partiti contro il divieto europeo che paralizzerà il Nord, la Lega a partire da Salvini, siamo al lavoro a ogni livello. Il leader dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, illustra alla Verità il suo punto di vista.
Chiediamo al governo un piano di investimenti forti, un programma strutturale per migliorare la situazione dell'inquinamento nel bacino padano, dove si sa benissimo che la circolazione dell'aria è più che difficoltosa. Chiediamo si prendano misure alternative, perché non si può andare a penalizzare in maniera così pesante chi non ha i soldi per acquistare un'auto più nuova. Una proposta concreta arriva anche da Tullio Ferrante, sottosegretario dei trasporti e alle infrastrutture di Forza Italia. Il tema della sostenibilità richiede un approccio pragmatico in grado di coniugare le esigenze di salvaguardia ambientale con la tutela del tessuto economico. Lo stop per i veicoli Euro 5 avrebbe un impatto inaccettabile per i cittadini. Per questo è necessario adottare una soluzione in grado di evitare il blocco alla circolazione degli stessi veicoli già in sede di conversione del decreto infrastrutture. Occorrerà poi lavorare anche per cambiare il Green Deal, frutto di una visione dogmatica che non combatte il cambiamento climatico ma affossa l'economia reale. La Lega si muove anche in Regione Lombardia, non possiamo essere i soli in Europa, sottolinea l'assessore regionale all'ambiente Giorgio Maione, con un blocco che coinvolgerebbe più di 500.000 di veicoli. Bisogna riaprire la discussione con Bruxelles e Roma per trovare più risorse e soluzioni condivise. Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione sull'argomento che ha come primo firmatario il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. La Lombardia decide di non piegarsi alle eurofollie sull'ambiente imposte da Bruxelles, commenta Corbetta, e chiede al governo di annullare il blocco Euro 5 diesel in pianura padana che colpisce lavoratori, pensionati, studenti. Vanno sospese e rinviate le limitazioni ai diesel Euro 5. Trovate soluzioni alternative che tengano in considerazione le caratteristiche geografiche, economiche e sociali della pianura padana. La mozione approvata ieri impegna il Presidente e la Giunta regionale a chiedere al governo italiano l'istituzione di un tavolo tecnico-politico composto dalle regioni aderenti all'accordo di bacino padano e al Ministero dell'Ambiente che in tempi rapidi concordi e definisca, anche sulla base delle migliori tecnologie oggi disponibili e con l'obiettivo di un costante incremento della qualità dell'aria, soluzioni alternative al blocco strumentale dei veicoli N1, N2 e N3 alimentati a diesel categoria Euro 5. Le 8:51 in questo momento, vediamo un po', manca ancora qualche minuto al qui Parlamento, ci sarà Simone Billi. Noi adesso ci avviamo a chiudere la rassegna stampa parlandovi appunto di quanto è accaduto a Roma con la vicenda del medico appunto della donna morta per la liposuzione. Soltanto un breve recap di quanto successo in Austria. In classe mi bullizzavano, scrive Repubblica, l'ex studente torna a scuola, fa una strage, 10 morti, terrore a Graz, Austria, ha sparato 40 colpi, poi si è ucciso. Un padre, mio figlio, per salvarsi ha finto di non respirare più. Ieri mattina, pochi minuti prima delle 10, Arthur A, 21 anni, austriaco, nessun precedente, entra con una pistola e un fucile da caccia, armi per le quali ha un permesso, nell'istituto Borg Dreyer Schützengasse di Graz, seconda città più grande dell'Austria. È la stessa scuola che il killer aveva frequentato senza completare gli studi. Un video racconta quei momenti, si sentono spari a ripetizione, 1, 2, 10, se ne conteranno in tutto 40. Si vedono i libri sui banchi, si prova il terrore di ragazzi e ragazze che scappano scortati dalle forze speciali della polizia, che nel frattempo hanno fatto irruzione, le ambulanze, le barelle, le lenzuola bianche. Alla fine della giornata il bilancio è 10 morti, 8 studenti, 2 insegnanti, 7 uomini e 3 donne, più l'autore della strage che da quella scuola non esce più. Si spara in bagno dopo aver colpito in 2 classi, una delle quali aveva ospitato in passato pure lui. Secondo i media locali, in passato era bullizzato. Durante la perquisizione le forze di polizia trovano un biglietto d'addio a casa sua. Ha scritto che la sua era una vendetta contro la scuola e contro gli studenti. Vivo dall'altra parte della strada, conosco alcuni bambini che frequentano questa scuola, per me è uno shock enorme. È una situazione da film, il racconto a Steyr Kron Zeitung di Mark Nolden, studente 22enne.
L'Austria proclama 3 giorni di lutto per quella che il cancelliere Christian Stocker definisce una tragedia nazionale, la più sanguinosa strage in una scuola che si ricordi qui dal dopoguerra. Dobbiamo restare uniti, il nostro pensiero va alle vittime, alle famiglie distrutte da quest'atto inqualificabile, dice commossa la sindaca di Graz, Elke Carr. Ibrahim, 15 anni, parla a occhi bassi. Poteva succedere anche in altre scuole. Potevamo essere noi. La BBC ieri ha fatto questa analisi. Le leggi sulle armi in Austria sono generalmente più permissive rispetto a molti altri paesi UE. Il possesso è consentito a ogni cittadino europeo maggiorenne a patto di registrare le armi rivolgendosi agli appositi uffici. Adesso si cerca di salvare le anime, di salvare le vite dei feriti a Graz. Chiudiamo con la signora Ana Sergia Alcivar Cence, 46 anni, ecuadoriana d'origine, residente a Genova, muore dopo la liposuzione in un ambulatorio abusivo, già sequestrato 3 volte. Roma, il medico è indagato con anestesista e infermiera, precedenti per lesioni, il malore sotto i ferri. Per soccorrere la paziente è chiamata un'ambulanza privata. Chirurgo, il re del pollo, Lisarraga, l'imbonitore tra dolce vita e bugie, sempre a bordo di auto di lusso, racconta Repubblica. Il dottore operava a Roma e Milano, promuoveva i suoi tariffari sui gruppi Facebook della comunità peruviana. Acido ialuronico a partire da 250 euro, Botox da 100, gessoterapie per dimagrire da 100 euro, ma anche laser CO2 frazionato per il ringiovanimento del viso e del décolleté. Lizarraga accettava anche finanziamenti per il pagamento degli interventi di chirurgia estetica, tra cui protesi mammarie garantite a vita, rinoplastica, femminilizzazione del viso. Oltre a questo c'era anche l'imprenditore, non era soltanto un chirurgo, che aveva trasformato la sua passione per la cucina peruviana in un business. Lizarraga si definiva maestro del pollo alla brasa. Il 1° luglio avrebbe inaugurato la riapertura del ristorante Mr. Chicken in via Pietro Maffi e ha gestito fino a qualche anno fa un altro ristorante sempre a Roma in via Prenestina. Con questo noi chiudiamo la rassegna stampa. Adesso abbiamo Simone Billi per il Qui Parlamento e poi alle 9:05 l'Italia da fare con Alessandro Morelli. A tra poco. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705. Ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos. 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E con l'eleganza del valzer del Gattopardo alle 9, 5 minuti e 7 secondi qui alla rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà arriva e gli do il benvenuto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli. Sottosegretario, bentornato. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, stamattina, insomma, i giornali ci dicono che passato il referendum comincia di nuovo il dibattito all'interno del governo e segnatamente ci sono due temi, due interviste che sembrano, non dico un duello, ma un botta e risposta tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Da un lato, sul Corriere della Sera, Matteo Salvini dice: guardate che fare il taglio dell'IRPEF e la rottamazione quinquies, la pace fiscale, non è che siamo all'out-out, siamo invece all'et-et, perché le due cose sono complementari. Con la rottamazione prendiamo i soldi, con i soldi abbattiamo l'IRPEF. Dall'altro lato viene Tajani e dice: sì, vabbè, io non è che sia per principio contrario alla rottamazione, però meglio prima l'IRPEF. Poi c'è il dibattito tra i due in tema di ius, diciamo di ius scholae, perché
Salvini dice: io non capisco per quale motivo Forza Italia torni a battere su questo tema, soprattutto dopo che i referendum, specie quello sulla cittadinanza, hanno dato delle risposte molto chiare. Tajani invece risponde: no, era nel programma elettorale del 2022, quindi lo dobbiamo fare questo benedetto ius scholae, e quindi non abbiamo altro da aggiungere, la questione è chiusa. E infine, terzo tema, il fine vita. Matteo Salvini dice: sentite, su questa storia meglio che ci ragioniamo con calma. Dall'altro lato invece Tajani dice: no, noi addirittura prima del 17 di luglio in Senato presentiamo una proposta di legge, perché vogliamo anche un comitato nazionale di saggi che si occupi di questa vicenda. Suicidio no, però introduzione delle cure palliative e rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, questo sì. Che cosa sta succedendo, sottosegretario? Beh, chiaramente siamo in una situazione nella quale sostanzialmente, vista anche il grande successo della campagna che il centrodestra ha seguito rispetto a chiedere ai propri elettori e comunque ai cittadini italiani di non andare a votare per i referendum su cittadinanza e gli altri argomenti propugnati dalla CGIL, ora evidentemente i partiti di maggioranza stanno cercando di segnalare quelle che sono le proprie maggiori sensibilità rispetto alle necessità per dare le risposte ai nostri concittadini. Ora, dopo 2 anni e mezzo di governo è evidente che si è raddrizzata letteralmente la baracca sul fronte dei conti pubblici. Lo dimostrano i risultati economici che sono davanti agli occhi di tutti, lo dimostra il rating che è assolutamente positivo, anzi in crescita rispetto a qualche anno fa, lo dimostra il fatto che grazie al buon lavoro di Giancarlo Giorgetti, sia sul fronte della letterale vendita dei titoli di Stato, sia per quanto riguarda i risultati sul fronte del mercato del lavoro, ci siano dei risultati positivi. Ora però è evidente che bisogna pestare l'acceleratore con grande forza rispetto alle tematiche che sono quelle tematiche sulle quali gli elettori ci hanno assolutamente premiato. Dunque, parto dal primo argomento, l'immigrazione. È evidente che la gente ci ha votato un governo di centrodestra e ha votato la Lega con la sicurezza che anche grazie alla Lega e a Salvini si sarebbe fatto di più sul fronte della sicurezza dell'immigrazione rispetto al passato. Salvini lo ha dimostrato facendo il ministro dell'Interno, ha rischiato di finire in galera proprio con un processo che farsa che i nostri ascoltatori conoscono perfettamente, quindi non ripeto tutta la storia di quel processo, ma è evidente che bisogna pestare il piede sull'acceleratore, soprattutto in un momento come questo nel quale la sinistra ha provato a tirare la spallata e la stessa sinistra è stata bocciata dalla stragrande maggioranza del suo elettorato, oltre che da tutti gli italiani. Non lo dico perché i numeri di chi è andato a votare abbiano prevalso per il no, ma avere su chi è andato a votare, che è la minoranza degli italiani, anche in quella diciamo tendenzialmente, probabilmente spinti dalla campagna che la sinistra ha fatto rispetto a tutti e 5 referendum, ma sappiamo che i numeri legati al tema dell'immigrazione e della cittadinanza hanno sostanzialmente bocciato anche nell'ambiente della sinistra queste ipotesi. 1/3 di chi è andato a votare ha votato no sul fronte dell'immigrazione. Dunque serve un cambio di passo importante anche su questo fronte. Vediamo che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, noi abbiamo delle cronache che chiaramente sono funeste legate a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti. Sarebbe interessante che negli Stati Uniti ora i cronisti che oggi descrivono come diciamo la rivolta negli Stati Uniti, Repubblica parla di questo, ci raccontassero che cosa pensano veramente gli americani di quello che sta avvenendo. Cioè Trump
aveva annunciato che avrebbe fatto quelle che, tradotto letteralmente dall'inglese, definisce deportazioni di immigrati clandestini. E lo sta facendo, punto. Quindi sarebbe interessante sapere che cosa veramente pensa la pancia degli americani rispetto a questo, che è semplicemente fare quello che aveva detto. Dall'altra parte, Certamente. e chiudo, il tema del fisco. Forza Italia e la Lega hanno due proposte sul tavolo. La prima, quella di Forza Italia, è legata a un taglio dell'IRPEF, la seconda, quella della Lega, è legata a una rottamazione che sostanzialmente permetterebbe a milioni di famiglie e imprese di uscire, diciamo, dal vortice che purtroppo le vede strette dall'Agenzia delle Entrate. Ora, Salvini dice in maniera chiara, la rottamazione è esattamente propedeutica agli interessi di chi propone, e noi lo proponiamo, chiaramente siamo perfettamente concordi, con il taglio dell'IRPEF, perché per tagliare l'IRPEF è necessario recuperare delle risorse. Ora, per recuperare quelle risorse, stante la situazione, bisogna eseguire dei tagli da qualche parte. Se invece prima fai la rottamazione, incameri delle risorse che sono risorse nuove che altrimenti non avresti, a quel punto, grazie a queste nuove risorse, fai il taglio dell'IRPEF. Qui è solo una questione, diciamo, più di bandiera che altro da parte di Forza Italia per cercare di piazzare la bandierina prima degli altri. Ma siccome noi riteniamo che, e questo mi preoccupa in senso generale, perché questo vorrebbe dire che c'è una preoccupazione che il governo non abbia la durata della legislatura, quindi ancora 2 anni e mezzo. Perché se invece riteniamo tutti, come la Lega ritiene, che questo governo possa andare avanti fino ai 5 anni dell'intera legislatura, i tempi per fare entrambe le cose ci sono ampiamente. Quindi questa cosa un po', insomma, mi preoccupa, ma lo dico da osservatore chiaramente, e quindi da cronista politico, cosa che come sai sono, e che Certo. analizza la situazione, perché fare una sfida solo per ottenere un risultato prima rispetto agli altri, innanzitutto non è logico per l'interesse che appunto è esposto proprio in un ragionamento molto basico, ma poi diciamo anche in chiave elettorale non è utile, perché anzi la cosa migliore è ottenere l'ultimo risultato prima delle elezioni, l'ultima bandierina, perché chiaramente l'elettorato si ricorderà probabilmente nelle urne di chi ha fatto l'ultima cosa migliore. Però questo è quanto. Rimane il fine vita sul quale Forza Italia sta andando avanti a sprombattuto. La cosa che mi lascia un po', insomma, mi colpisce è leggere su Avvenire, ce l'ho proprio di fronte, in prima pagina il taglio centrale: fine vita, si muove il governo, Meloni sonda la maggioranza su una proposta di legge basato sulle cure palliative, incognita Lega. Che Avvenire parli di incognita Lega, francamente anche no, perché le posizioni allora, si può criticare tutto della Lega, tutto, dai temi dell'autonomia, del federalismo, del taglio delle tasse, della sicurezza, dell'affrontare in maniera energica i problemi, ma non che ci siano incognite sul nostro posizionamento rispetto a tanti temi, e questo è chiaramente uno di quelli. E non credo ci sia molto altro da aggiungere, però le do una risposta sulla domanda: che cosa pensano gli americani delle deportation, delle espulsioni che sta facendo Trump. Allora, io ho qui sotto mano un sondaggio pubblicato il 9 di giugno, quindi nemmeno 24 ore prima che scoppiassero le proteste appunto a Los Angeles. Ecco, è stato fatto dalla CBS in collaborazione con YouGov, quindi non ce lo dicono.com, ma è una delle più quotate reti televisive e radiofoniche degli Stati Uniti d'America. Allora, il programma di espulsione di Trump per i clandestini negli Stati Uniti d'America
lo approva il 54%, il 46% si dice contro. Poi ancora, che cosa ne pensa la gente? Questo programma di espulsioni per il 42% rende la gente più sicura, 30% meno sicura, 27% invariato. Ancora, l'amministrazione Trump sta dando priorità all'espulsione di pericolosi criminali, 53%, quelli che non sono pericolosi criminali, 47%. Trump sta provando a espellere 49%, più gente di quanta me ne aspettassi, 41% più o meno quello che mi aspettavo, 10% meno gente di quanta mi aspettassi. Poi tra l'altro c'è anche questa, chi approva o disapprova queste affermazioni. Allora, Trump sta espellendo più clandestini di quanti mi aspettassi, 42% dice sì, 58% no, meno o lo stesso o la stessa quantità di gente che mi aspettavo, 66% sì, 34% no, disapprova questa affermazione. E poi che cosa dovrebbe succedere nel caso in cui l'amministrazione Trump decidesse di espellere un cittadino non americano? 63% dice dovrebbero essere quantomeno portati davanti a un giudice prima dell'espulsione, il 37% dice no, un calcio nel culo, via, fuori dagli Stati Uniti. O per citare Insomma, Umberto Bossi, Fiore di Balla. Gli italiani, cioè gli americani stanno contro in soldoni, che gli americani stanno contro. Peraltro lo hanno dimostrato in maniera piuttosto palese nelle ultime elezioni americane. Però mentre noi stiamo discutendo di questi argomenti, tanto per farvi capire qual è il valore anche degli enti superiori al governo italiano, allo Stato italiano, mentre sui giornali Trump campeggia oramai da 4 mesi, 5 mesi tra le politiche economiche, sicuramente diciamo anche con una comunicazione piuttosto creativa, ma intanto campeggia sulle politiche economiche con il tema sempre a prescindere dell'America First, sul fronte della ricerca di soluzioni riguardo alla guerra russo-ucraina, ora sul fronte dell'immigrazione. Io ti sottolineo, caro Antonino, e lo ricordo ai nostri ascoltatori, perché mi è arrivata proprio questa mattina, è stato uno dei primi messaggini che ho ricevuto questa mattina, perché francamente io per primo non lo sapevo, che l'Europa in questi giorni ha lanciato un invito per un feedback, quindi una richiesta di partecipazione con delle proprie proposte ai cittadini europei. Attenzione, sei seduto, vero Antonino? Sì, sono seduto. Allargati la cintura, perché l'Europa, mentre stiamo parlando di guerre, di dazi, guerre commerciali e guerre con i missili, mentre l'Europa parla di riarmo degli 800 miliardi, eccetera, eccetera, loro ci chiedono a noi cittadini europei di dare un nostro contributo, un feedback sulla strategia per l'uguaglianza LGBTIQ, scusate ho finito il vocabolario, 2026-2030. Cioè la Commissione sta lavorando, questo è un sito che ho in mano sul cellulare dell'Unione Europea, Eurodesk si chiama. La Commissione sta lavorando per una strategia rinnovata per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo 26-30, al fine di combattere le disuguaglianze, bla bla bla. Una strategia per l'uguaglianza, LG bla bla, senza sforzi coordinati a livello dell'Unione Europea, volte a combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza delle persone LGB. Guarda, mi viene da ridere se non ci fosse da piangere. I progressi duramente conquistati rischiano di essere compromessi dalla polarizzazione della società, in particolare per quanto riguarda i diritti umani delle persone LG. È incredibile, Antonino, è incredibile. Ma io a questo punto mi dimetterei davanti al fatto che il governo ha clamorosamente cannato la sua attività e il suo programma di azione. Quale pace fiscale? Dobbiamo fare queste ricerche, quindi andatevene, dimettetevi tutti quanti in massa, basta, l'ultimo spegne la luce.
Hai Cioè, capito il fine dove volevo arrivare? Cioè, mentre noi siamo qua a discutere di come aiutare sì, le appunto. famiglie, le persone, a prescindere da quello che pensano, per come arrivare alla fine del mese, ok? Come di un tema. Degli altri temi abbiamo già parlato, quindi dell'amministrazione, di come sarebbe cambiato il corpo sociale di questo paese se ci fosse stato un sì alla immigrazione, scusate, a facilitare la cittadinanza di 2 milioni e mezzo di persone e chiaramente tutti quelli che poi sarebbero seguiti, perché come sai un cittadino italiano poi può velocizzare il percorso di un congiunto, di un parente, quindi milioni e milioni di persone. L'Europa ci sta interrogando a noi cittadini europei su come contribuire a fare questa diciamo politica, campagna per loro dicono difendere. Per me insomma è già follia parlare di questo, perché le persone sono persone, a prescindere che siano LGBT eccetera eccetera, e quindi questa è la realtà sulla quale noi dobbiamo continuare a discutere. Nei giorni scorsi abbiamo presentato a Milano il libro del caro amico Claudio Borghi, anzi sarebbe interessante che magari un giorno potessimo discuterne anche, già lo fate e lo so chiaramente, su Radio Libertà, ma anche magari dando conto ai nostri ascoltatori di una di queste serate che adesso organizziamo, proprio perché Claudio Borghi, il senatore che conosciamo tutti benissimo, è uno di quelli che sul fronte europeo, diciamo, è stato fortemente critico e nel suo libro racconta quello che dall'Europa e negli scorsi governi ai quali anche noi abbiamo partecipato, giallo-verde e lo stesso governo Draghi, hanno portato a delle questioni molto solide. Giallo-verde è la complessità di lavorare con Toninelli and Company, dall'altra parte sul Draghi la complessità di spiegare ai nostri concittadini che senza l'ingresso della Lega, che è stato pesantemente pagato dalla Lega in termini elettorali, oggi gli italiani avrebbero tasse sulla casa, si sarebbero dovuti sorbire la vaccinazione persino alle zanzare, obbligatoria, insomma una serie di azioni che grazie alla Lega sono state interrotte. Non c'è altro da aggiungere. Comunque sì, a questo punto, se c'è già una registrazione, la potremmo mandare all'interno di Zoom nei prossimi giorni. Quindi basta, poi troverò il modo di procurarmela e faremo chiamiamola questa serata Borghi, per raccontare appunto il suo libro sul sovranismo, molto volentieri. Allora, ecco qua, tra l'altro sto vedendo anch'io questo link dell'Eurodesk, signori, no, veramente, qui siamo. Scusami Francesco, metto un attimo di nuovo la condivisione dello schermo, perché è giusto che tutti vediate sul canale 252 come si dice, questo invito, eccolo qui. Guardate che meraviglia, invito per feedback sulla strategia di uguaglianza LGBTIQ 2026-2030. Non ricominciamo. Il dato però qual è? Che è la dimostrazione che questa Europa non ha nulla di liberale. Mentre dal nostro punto di vista ci deve essere la libertà di tutti di scegliere quale auto utilizzare, quale strumento di moneta, quindi di cambio poter utilizzare quando si va al supermercato pagando in contanti o con la carta, mentre mentre noi riteniamo che sia doveroso difendere la casa, che è il fondamento della famiglia, dall'altra parte c'è un'imposizione, perché se tu leggi quello che hanno scritto lì dentro, non è dateci delle ipotesi, ma come loro possiamo migliorare il percorso politico e amministrativo per favorire una determinata categoria di persone, senza rendersi conto che categorizzando
queste persone le stai ghettizzando. Esatto. E quindi cioè, è il peggio del peggio. Questa è veramente l'Unione Sovietica Europea, che ci impone sostanzialmente di fare delle scelte, non ci indirizza, ci consiglia, culturalmente fa crescere i propri concittadini, ma ci impone di andare in una determinata direzione che non abbiamo scelto, perché noi lo dobbiamo sempre ricordare, la democrazia rappresentativa è quella che ci permette di votare i nostri parlamentari europei. Ma quanto vale il Parlamento europeo rispetto alla Commissione e a tutti gli organi europei? Zero. Ok? Questo è il dato oggettivo. E aggiungerei anche un'altra cosa, la dico soprattutto per le anime belle. Non è che siccome sta parlando Alessandro Morelli, che è sottosegretario in quota Lega, allora tira l'acqua al suo mulino dicendo che fare queste categorizzazioni è sostanzialmente creare dei ghetti, perché sta dicendo lo stesso medesimo principio enunciato da un uomo che è da sempre schiettamente di sinistra, che è il sociologo Luca Ricolfi, e che ha scritto un libro, io vi prego davvero di leggerlo, Il follemente corretto, dove questi meccanismi vengono smontati uno ad uno, perché appunto queste caratterizzazioni, queste imposizioni delle minoranze stanno generando una dittatura del politicamente corretto che non porta a nessuna soluzione. Non porta a nessuna soluzione e non porta soprattutto a nessuno sviluppo anche politico, economico, di questa società, perché alla fine fossilizza, impedisce di andare avanti. Vi rendete conto che in America fino a Trump addirittura c'era un manuale di bon ton per il quale tu, quando ti presentavi, dovevi dire come ti chiami e qual è il pronome con cui vuoi essere chiamato, perché esistono infiniti gender, infinite fluidità e percezioni. Allora io voglio del coloro perché ieri mi sono proclamato in diretta imperatore del mondo e pretendo che mi venga riconosciuto il coloro. Ma che cavolo di discorsi sono? Ma possiamo parlare di cose serie anziché parlare di fesserie in questa benedetta Europa? Cioè veramente con tutta la gente che geme sangue quando arrivano le cartelle Antonino, ti assicuro che mi hai dell'Equitalia. convinto. Cosa? Ti assicuro che mi hai convinto. Meno male. Diciamo maggiormente ancora più critico nei confronti di un'Europa che non rappresenta il mood, il sentimento della stragrande maggioranza degli europei, una maggioranza silenziosa di fronte a minoranze che sono sicuramente capaci di muoversi. Pensa alla bravura, io lo ammetto, lo riconosco, alla grande bravura dei personaggi che sono saliti su una barca e sono andati verso Gaza, poi a loro volta espulsi dallo Stato, dall'esercito israeliano. Mi devo complimentare perché oggettivamente hanno fatto un'operazione mediatica molto molto solida. Sì, certo. E poi in nome della tutela dell'ambiente hanno buttato gli smartphone a mare quando sono arrivati gli israeliani. E poi quando gli hanno mostrato i video del 7 ottobre si sono chiusi gli occhi e le orecchie perché secondo loro tutto questo non esiste. Selfie yacht l'hanno definita quella barca con Greta. A me sembra veramente una barca di morti di fama più che altro. Se volevano un po' di fama potevano andare all'Isola dei Famosi anziché andare a entrare in una zona di guerra. Così, a naso, va. Io la vedo così, magari mi sbaglio. Certo. Un'ultima cosa perché sono già le 9:30. Il blocco degli Euro 5. Matteo Salvini ha promesso un provvedimento per impedire questa ennesima euro assurdità che dovrebbe scattare all'inizio di ottobre. Proprio telegrafico, sottosegretario, per favore. La Lega, in coerenza esattamente con quello che abbiamo già affermato più volte, sta cercando di interrompere questa che è una scelta, un'ulteriore scelta europea che va indicativamente verso il green e che in realtà dal nostro punto di vista, ma i dati lo dicono, basta vedere quali sono stati i risultati ambientali rispetto a queste chiusure fatte dall'intero comune di Milano, quindi un'area abbastanza vasta, risultati risibili che non hanno portato chiaramente a nessun ottenimento dal punto di vista ambientale, se non un ottenimento dal punto di vista della maggiorazione dei costi nei confronti delle famiglie che hanno dovuto chiaramente o cambiare auto,
pagandola, o non prendere più, non avendo più la libertà di utilizzare il proprio mezzo. Molto bene, allora sottosegretario, grazie, noi ci ritroviamo la prossima settimana ancora una volta con quest'Italia da fare, e ne abbiamo veramente tanta ancora da fare. Grazie. Grazie a te Antonino e a tutti gli ascoltatori. Adesso, amiche e amici miei, ci sarà Liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti, poi Gli Scorretti, Auto da Fe con Giulio Cainarca e Carlo Cambi. Grazie a tutti e a più tardi anche con Zoom. Buona giornata. Avete ascoltato